Bentrovati cari amici, amanti della cultura, bentrovati con la vostra terza pagina. Sarà una bella sorpresa il concerto straordinario di musica barocca di sabato sera, sabato scorso, svoltosi a Negrisia di Ponte di Piave in provincia di Treviso, presso la pieve di San Romano Martire, ospiti del parroco Don Gianni, peraltro coltissimo appassionato di musica classica, ma certo non si è dimostrata da meno la signora sindaco del paese, eletto ad ultima dimora dal grande Goffredo Parisi, Paola Roma, che ha raccolto con grande sensibilità l'opportunità offertaci dall'ensemble Opera da Camera di Venezia, raffinatissimi interpreti della grande musica, peraltro nata nella nostra terra veneta, i quali ci hanno fatto un regalo immenso. Appunto, sabato scorso ci hanno letteralmente regalato il concerto che proponiamo in questa occasione. Un incredibile gesto di solidarietà al lavoro svolto negli anni dalla nostra radio. Siamo orgogliosi della nostra attività volta a portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. E la magnifica serata trascorsa, grazie agli amici musicisti dell'ensemble Opera da Camera di Venezia, è la più palese delle testimonianze. Con la loro arte, hanno voluto premiare l'autentica attività di promozione alla cultura, quella della musica, perché la radio è anche musica. Passione che per noi è attività doverosa svolta ai sensi di legge. La cultura è proprio uno dei 6 argomenti informativi di rigore scritti nella legge, i quali permettono di ottenere il requisito di svolgere attività di informazione di interesse generale. Vale la pena di ripeterlo: portare la cultura alla gente e la gente alla cultura è un onore, un dovere e, perché no, anche un immenso piacere. Il grazie più sentito va alla sensibilità del sindaco di Ponte di Piave, appunto Paola Roma, che ci ha messo in contatto con Don Gianni, il parroco della pieve di San Romano Martire, che volentieri ci ha ospitato in un tempio dell'acustica. Sentirete un qualcosa di eccezionale, acustica pressoché perfetta per questo genere di musica, che ha quel giusto riverbero degno della cattedrale di Notre Dame di Parigi. Esperienza personale, ma altrettanta gratitudine è dovuta anche al mezzosoprano Benedetta Mazzetto, ai violoncellisti Valentina Talamini e Lorenzo Parravicini e a Mario Parravicini, raffinato protagonista alla spinetta. Musicisti incredibili per la qualità di esecuzione, ma ancor prima proprio per le calibrate scelte del repertorio, decisamente poco noto, ma di una eleganza e fluidità uniche. Non a caso il concerto è durato un attimo. Ovviamente un sentito grazie alle autorità intervenute, tutte, ma cito per tutti Sua Eccellenza il prefetto di Treviso, il dottor Angelo Sidoti, e il prefetto emerito, dottor Aldo Adinolfi, che da pensionato si è fermato nella gioiosa e amorosa Marca, ma anche all'onorevole Marina Aliprandi Marchetto, recente protagonista del plebiscito elettorale concretizzatosi dalle nostre parti per la sua fazione, diciamolo così. E un grazie di cuore al competente pubblico, tutto impeccabile, non un applauso, non un battito di mani fuori luogo. È un programma a dir poco intrigante, coraggioso, di classe superiore, che ha messo a confronto 2 personalità che ben rappresentano 2 eccelsi protagonisti della storia della musica classica nel XVIII secolo, Antonio Vivaldi e Benedetto Marcello. Vivaldi fu una figura assolutamente poliedrica, egli fu sacerdote, didatta, insegnava alla scuola delle putte, le orfane che venivano accolte all'ospedale della Pietà, ed è stato anche impresario teatrale. Morì di fame per questo. Vivaldi scrisse infatti molte opere che produceva lui stesso nei numerosi teatri veneziani o in altre città. Le musiche di Vivaldi divennero subito celebri in tutta Europa.
anche grazie agli editori stranieri che lo pubblicarono e dai principi d'Oltralpe che lo apprezzavano. Del tutto diversa invece fu la figura di Marcello, patrizio veneziano dedito alla musica per diletto, che svolse per la Serenissima diversi incarichi istituzionali come il magistrato. Egli inoltre, come ben si sa, è stato un intellettuale attivo soprattutto nell'ambito musicale. Questo è il programma, invero poco noto e anche, se non proprio per questo, a dir poco sublime. Sentirete di che rango di arte e cultura ci ha onorati l'ensemble Opera da Camera di Venezia. Di Antonio Vivaldi, la cantata in re maggiore per mezzo soprano e basso continuo nei tempi aria, allegro recitativo, aria allegro. La sonata in si bemolle maggiore per violoncello e basso continuo numero 6 nei tempi largo, allegro, la cantata in re minore per mezzo soprano e basso continuo nei tempi aria, adagio, recitativo, aria, allegro, ma non troppo. Intanto andiamo con la prima parte. Buon ascolto.
E nell'intermezzo tra la prima e la seconda parte il sindaco di Ponte di Piave ha voluto donare un omaggio al ricordo della serata alle autorità. Primi tra tutti il parroco, Don Gianni, peraltro persona coltissima. Pensate che avevamo stabilito una data, ma non poteva, aveva un impegno. Dopodiché, ha detto, è un concerto e lo posso anche spostare. Abbonato ad uno dei teatri più importanti del Veneto e d'Italia, persona coltissima che ha ben gradito questo nostro passaggio, questa nostra serata di grande musica. E il sindaco di Ponte di Piave lo ha premiato per primo. Grazie signor Direttore, ringrazio te per l'opportunità che hai dato alla nostra comunità, ma in particolare anche per avere qui tra le persone che tu hai voluto invitare Sua Eccellenza, il nostro prefetto, che chiamo qui con me, l'onorevole Marina Marchetto Librandi, che chiamo unitamente qui con me, e a loro va un grosso applauso perché fare questa cultura sia importante, ma soprattutto che ringrazio perché 3 anni fa, esattamente questa sera, il 12 novembre, succedeva quel fenomeno a Venezia denominato Acqua Granda, ed avere l'esempio stasera proprio che rappresenta a ricordo di quello che è significato per quel territorio, perché 187 centimetri d'acqua che hanno invaso Venezia e tutto il territorio del veneziano ringrazia della presenza anche il comune di Ravenna di Piave con il suo assessore. Per noi di Ponte di Piave, che sappiamo cosa significa il Piave per noi, credo che anche questo sia un segno di vicinanza che tutti quanti stiamo cercando di lavorare insieme, e per questo ringrazio della presenza Sua Eccellenza, al quale cedo il microfono intanto per un saluto e mi permetto di donare da parte della nostra comunità un piccolo pensiero. Con la nostra amministrazione abbiamo fatto un libro del nostro scrittore Goffredo Palise, che ha deciso appunto di lasciare la sua ultima dimora alla comunità di Ponte di Piave. È una casa museo che appunto raccoglie anche le sue eccellenze di questo scrittore vicentino, ma che ha deciso di lasciare proprio al Piave il suo ricordo e darlo a tutta la comunità. E quindi voglio gradire da parte nostra anche questo piccolo pensiero che va a riguardare non solo la storia del nostro territorio, ma la parte di cultura di questo grande scrittore. Prego, Eccellenza. Grazie, buonasera a tutti. Bella serata, bella pubblicazione. Grazie sia per questa pubblicazione, sia per la serata che mi avete donato, che stiamo veramente godendo. L'animo si rasserena quando si sentono certe arie. Ed è un periodo in cui purtroppo abbiamo bisogno di serenità, che è mancata fino a poco tempo fa a causa del Covid-19, e oggi non stiamo neanche sereni, tutt'altro, perché abbiamo degli altri grattacapi molto importanti dovuti alla crisi che è scatenata sia dal conflitto bellico che c'è in Ucraina, ma già era iniziato per il caro energia, e serate come queste vi conciliano con la pace. Sto più adatto poi, non c'è. Anche all'onorevole Marina Marchetto Librandi, che ringrazio e cui auguro anche un buon lavoro per il nuovo incarico per quello che riguarda il nostro territorio, perché nella Commissione Agricoltura ricordo che Ponte di Piave ha un 80% di territorio a vocazione vitivinicola, e quindi credo che sia di buon auspicio per tutto il nostro territorio, ma anche perché il direttore ama coniugare queste serate che poi vengono riproposte anche nelle presentazioni proprio anche a quello che rappresenta per il nostro territorio anche la cultura, ma in unione con la viticoltura e quello che rappresenta in tutto un territorio che, ricordo, è anche patrimonio dell'UNESCO. Onorevole. Grazie Paolo, Eccellenza, grazie a tutti voi. Sono particolarmente felice questa sera di concludere la serata
perché vengo da Oderzo, dove abbiamo ricordato i Novizzati e le Dolomiti, i paesaggi che hanno proiettato proprio in questo periodo, segnato prima dall'angoscia della pandemia e ora purtroppo altrettanto dall'incertezza della crisi economica che investe aziende e famiglie, un po' noi tutti, perché siamo comunità. Non potevo terminare in maniera migliore e più serena questa serata. Il connubio musica, natura, in cui l'uomo diventa protagonista. Noi dobbiamo vivere, noi siamo stati creati proprio per servirci, tra virgolette, nel modo buono della natura, in un giusto equilibrio tra uomo e ambiente. E l'agricoltura poi, la stessa etimologia, coltivare i campi, quelli che ci danno da mangiare, avere quel rispetto per il cosiddetto primario, il primario veramente lo è. Anche il cambiamento, l'estensione della parola del Ministero da agricoltura a sovranità alimentare. Dobbiamo abituarci a mangiare le cose stagionali, abituare i nostri ragazzi a saper assaporare quello che stagionalmente Madre Terra ci dà. Far conoscere le erbe e le spontanee che nascono dopo l'inverno, quindi pieni di sali minerali, quindi vedete la natura come provvida, pensa anche al nostro benessere e noi dobbiamo essere grati e saper cogliere in ogni attimo le bellezze che ci sono, bellezze umane e la cosa dei talenti che il Signore ci dà, le bellezze naturali che hanno il vento. In questa, come dicevo, Sua Eccellenza, miglior posto non ci può essere da dare di natura e di serenità. Grazie Paola, grazie Maestro. Volevo specificare che queste iniziative nascono proprio per coniugare la cultura del lavoro alla cultura propria, vera, nella nostra terra, che è quella che avete ascoltato sostanzialmente. Direttore, io vorrei ringraziarti a nome di tutta la comunità di Ponte di Piave e quindi credo che tu hai già avuto l'opportunità di conoscere invece il nostro libro e credo che invece il segno distintivo, perché tu moltissimi questi eventi culturali li fai all'interno della nostra provincia ma anche fuori, credo che nell'aver visitato anche il nostro territorio del Montense è un'opportunità che ci hai dato e quindi credo che anche ricordare il nostro comune con il segno distintivo che è il nostro valore aggiunto che ci rappresenta, penso che sia la cosa migliore per dirti grazie per essere venuto fin qui e spero che continuerai a lavorare anche nei nostri territori. Il vestito. Perché vorrei con Don Gianni insegnare, che lo chiamo qui assieme a me, abbiamo avuto l'opportunità, grazie al Cavaliere Bordini, di poter avere qui una persona questa sera molto importante per noi. Ricordo che il Cavaliere Bordini segue anche con Don Gianni molte delle iniziative che vengono fatte e abbiamo l'opportunità di aver avuto anche il prefetto emerito nostro Adinolfi che chiamo qui e credo che la cosa più bella sia che questa consegna la faccia Don Gianni, perché credo che nel vissuto di Don Gianni molto appartiene appunto a questa storia. Grazie. Beh, Sua Eccellenza, il prefetto emerito è stato ospite della nostra manifestazione. Sì, penso di essere passato qualche volta. Sì, penso di sì. Bene. Grazie Sindaco per questo bellissimo dono che leggerò molto volentieri. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi.
E dopo un doveroso attimo di tregua, il concerto ci è stato offerto in solidarietà. Eccoci alla seconda parte, che è stata dedicata a Benedetto Marcello ed è iniziata con la sonata in sol maggiore per violoncello e basso continuo numero 6 nei tempi largo, allegro, adagio, allegro. E per concludere il salmo ottavo per mezzo soprano e basso continuo nei tempi allegro, recitativo, adagio, recitativo, lento, recitativo, aria, largo, recitativo ed allegro. Grazie e buon ascolto.
altro brano, bensì. Faremo un'aria da un altro salmo di Marcello. Come vi avevo detto, è stato davvero un concerto inaspettato, meraviglioso, bello, un programma fantastico. Ne sono particolarmente felice perché è stato anche un gesto di solidarietà alla nostra realtà, ma è una solidarietà che va a tutti gli editori radiofonici e televisivi. Gli eventi, come ben si sa, ci hanno messo a dura prova. Va bene, sulle maniche abbiamo bisogno e voglia di lavorare e risponderemo così, lavorando di più. Grazie e buon ascolto.